Un'opinione sul fatto che hanno trasferito qui il mercato ortofrutticolo, cosa ne pensa? È stata una scelta giusta? Penso di sì, cioè, va bene anche qua perché è una bella piazzetta. Io vedo che lei è arrivato qui in bicicletta, Sì. quindi diciamo che a lei non è che gli costa tanto andare in Borgo San Giovanni piuttosto che qui a Piazza Dogano, non ha problemi di parcheggio per dire? No, è bello spostarsi anche in bici, a piedi, come fa Pietro. Noi ci piace camminare, ci piace andare in bici. Lei abita nel centro storico? Sì, Viale Trieste, centro storico. Ah, ok. Sì. Ma comunque è una bella piazza, va sfruttata anche questa. Anche se aprono il centro, allora è giusto che la viabilità abbia il suo percorso. Lei viene spesso qui al mercato ortofrutticolo? Beh, vengo a fare un passaggio sempre. E cosa ne pensa che l'hanno trasferito qui da Borgo Per San me che non ha Giovanni? importanza per me venire in bicicletta, ma per quelli più vegliardi di me fanno più fatica. Le donnette che erano abituate cioè a fare due passi è un po' più lunga, ma insomma vedo che è molto bello. Un'opinione sul fatto che hanno trasferito qui il mercato? Allora è uno schifo, Perché? perché il centro storico viene depredato di questa attività. E quindi qua siamo neanche in un brutto posto, ma non è più il centro storico e queste cose qua vanno bene in centro storico e non in altri posti. Quindi andava lasciato dovere in poche parole. E certo, e soprattutto bisogna mettere le macchine, che è uno scempio. Una domanda, lei viene qui a piedi, in bicicletta, con quale mezzo? Io di solito vengo in macchina, andavo in macchina anche di là per la verità, nel parcheggio Dell'ospedale vecchio? dell'ospedale di Battuti, che era comodo, qui non c'è molta differenza. Però il posto del mercato di questo tipo è il centro storico e non una periferia anonima come questa. Però non ha trovato difficoltà a trovare parcheggio? Sì. Sì? Sì. Dove l'ha Sì. messa per curiosità? L'ho messa di là del ponte, ma ho dovuto aspettare che uno uscisse perché io potessi entrare. Ah, perché sono quelli a disco orario di là, no? Sì. Lì Sì. in Villa Martinelli, diciamo. Sì. L'abitudine era bello a San Giovanni, ma comunque non è male neppure qua. Lei viene qui a piedi, in bicicletta, in macchina? Parcheggio la macchina, faccio venuta a piedi. Ha trovato difficoltà a trovare parcheggio? Beh, quello si trova tutti i giorni, difficoltà. Devo trovare un posticino via. In Villa Martinelli qua? No. Ciao Giuliana, al Pilsen. Ah, addirittura. Beh, sta fortunata anche perché lì ha anche pochi parcheggi. O se no vado in via Camuccina. Ok, insomma in qualche modo si trova sempre. Cosa ne pensa qua del trasferimento del mercato? Le va bene qui a Piazza Dogano? Preferiva prima... Io preferivo, ma al di là che preferisco un posto o l'altro non fa differenza, è che non sono d'accordo con il discorso delle auto Ah, ok. in Ce le Piazza dice? San Giovanni, che è un salottino quello, perché bisogna rovinarlo. Tra l'altro poi loro portavano lavoro anche agli altri commercianti, perché essendoci gente lì poi il centro era accessibile, uno che viene per... ma non lo so. Lei abita in centro storico, mi scusi? Abito, sì. Quindi lei viene qui a piedi? Sì, ma non mi fa problema, anzi mi fa piacere fare due passi in più. Il problema non è quello, Sì, ho è quello capito. che sta dietro a questa scelta. Un parere sul fatto che hanno trasferito il mercato qui ortofrutticolo, cosa ne pensa? Cosa ne penso? Che va bene per rivitalizzare questa piazza che è stata asfaltata diciamo piastrellata e mai utilizzata al vero per farci qualcosa, quando potevano magari fare un po' di area verde, ma comunque questo è un altro discorso. Hanno tolto dei parcheggi, va bene, pazienza anche per questo, adesso hanno messo questo mercato che è un bel mercato, bisogna dire la verità, però bisogna anche dire una cosa, qui c'è l'uscita del parcheggio di un condominio. Quindi lei dice se uno deve uscire... Se uno ha un'emergenza e dovesse uscire cosa fa? Ah. Questi sono gli ingombri, guarda, basta vedere. Sì, qua vediamo che... Guarda che sposta il caletto. Sì. Ecco, tutto qui. Per il resto un bel mercato. Per il resto lei viene spesso qui a fare la spesa? Beh, abitando qui vicino. Quindi per lei, visto che abita qui vicino, Borgo San Giovanni o Piazza Dogano non cambia niente? Borgo San Giovanni o qui è indifferente. Che arriva a piedi? Certo, se si può si va a piedi. Sai perché domani sono che fai il mercato di frutta e verdura con siciliano. E là bisogna stare attenti perché ti passa con le macchine, orari e non orari, con le biciclette, qui che vai a scuola e passa per là, poi
e ti butta qua e la via che i banchieri che non giorno a parola a mi dire Luigi attento a macchina da Dio perché entra con le macchine da 20 metri mette le macchine. Sì. Quindi qua, per me penso che qua sia più. qua sei più protetti in poche parole. No, io non lavoro qua, lavoro al giovedì là. Ma qua penso che sia più protetti. Bene, non le va bene qua lei? Come mai? Cos'è che non le... Io, se tu ti guardi forse io penso la stessa maniera, stato che guarda che è forte, ma pur si è anche ormai. Se uno di opinione diversa, ma qual era il motivo? Perché era più vicino al centro storico, perché ormai la gente era abituata? Che dice la gente, la comunità della gente, Uh-huh. strada da fare, quando che viene a piove, passa da deserto. Lei dice? Però vede che ci sono gente che viene qui in bicicletta. Perché è una bella giornata? Ah, lei dice se invece è brutto tempo la gente non viene fin qua giù. No, ti dice un posto va all'altro, basta dire che ti sia in condizione di poter lavorare. Di fare il vostro lavoro, di vendere. Allora, siamo con il signor Michele Ceccotto che è il portavoce dei coltivatori, diciamo, che vengono qui a Portogallo qui ogni mercoledì a fare il mercato ortofrutticolo. Che cosa ne pensa della nuova collocazione qui del mercatino oggi? Che sensazioni ha avuto? Ci sono comunque i clienti che vengono come al solito o un po' di meno? No, mi pare che comunque gli abituali si sono presentati. Il contesto è simpatico, è bello, quello che dispiace è che dal centro storico ci abbiano mandato via per aprire al traffico. Borgo San Giovanni lei Borgo, dice? Sì, quello sarebbe... Quindi, ma lei per esempio avrebbe preferito che il mercato venisse portato per esempio in Piazza della Repubblica, in Piazzetta delle Erbe ad esempio? Beh, là è il massimo che uno può aspirare, al di là che era bello anche dove eravamo, che c'era un po' di tradizione anche storica di commercio. Quindi comunque tutto sommato qui in Piazza Dogana, da quanto ho capito, la gente viene lo stesso? Sì, su questo sì. Torno a ribadire il mio concetto, il mio pensiero, quello sì. Matteo Vivan, che è un esponente del Movimento 5 Stelle, che è venuto anche lui a sondare un po' come va oggi il mercato ortofrutticolo. Cosa ne pensa innanzitutto? Mi sembra una situazione che quantomeno sta avendo abbastanza successo. Da quello che si vede, poi diciamo il tempo sarà da giudice e ci dirà se la soluzione sia quella ideale. Però sarebbe un peccato non sfruttare una cornice ambientale fantastica come Piazza Dogana con tutte le sue attività, quantomeno. La nostra proposta inizialmente era stata favorevole in funzione anche scusa se ti interrompo, la vostra proposta voleva vedere il mercato ortofrutticolo dove? No, la nostra proposta innanzitutto era valorizzare quali erano i punti principali, le cornici ambientali di Portogallo, tra i quali anche Piazza Dogana, quantomeno. Quindi la nostra proposta, temporalmente parlando, sia anche in questione di quello che sia una cadenza periodica da spostare il mercato ortofrutticolo con cadenza periodica che i cittadini poi dopo decideranno insieme alle associazioni di categoria e quant'altro sulle varie posizioni di Portogallo, in modo da sfruttare tendenzialmente tutte quindi una cosa itinerante secondo lei? Sì, io credo che sia la soluzione più giusta per accontentare tutti, per non penalizzare nessuno, credo. Con Lorenzo Tumbino, responsabile di Alternativa Libera qui a Portogruaro. Sì, siamo venuti anche noi a dare un'occhiata perché avevamo parlato con tutti quanti i commercianti e non erano entusiasti della scelta, insomma. Adesso sembra che la curiosità ci sia, l'importante è in base a quanto riusciranno a portare qua le persone che prima andavano a Borgo San Giovanni. Chiaramente di domani c'è il giovedì e quindi hanno loro una piccola concorrenza, no, con il giovedì. Diciamo che indipendentemente dal colore politico o dalla mia idea o dall'idea che possiamo avere noi Alternativa Libera, come qualcun altro che andava lasciato là al mercato, speriamo comunque che riesca, perché l'importante è che queste persone ci guadagnano, insomma ci guadagni magari anche la zona circostante e le attività circostanti. Quindi io sicuramente ero contrario, però speriamo che comunque riesca l'iniziativa, no? Bisogna avere buon senso in tutto quello che si fa. Ma per capire, lei preferiva che questo mercato rimanesse in Borgo San Giovanni oppure andava bene anche la soluzione che era stata proposta dalla Coldiretti, cioè di andare in Piazza delle Erbe? Sostanzialmente, secondo me
andava lasciato in Borgo San Giovanni e andava lasciato pedonale Borgo San Giovanni, quella era la sua soluzione naturale, era nato per quello. Detto ciò, non siamo noi ad amministrare, quindi bisogna adeguarsi a ciò che fa l'amministrazione e cercare di dare una mano a migliorare, se possibile, portando delle idee. Signor Ambuschi, cosa ne pensa di questa nuova ubicazione del mercato ortofrutticolo? Beh, sa, in un primo momento potevo essere anche scettico, io sono venuto appunto questa mattina presto a fare una verifica, ora sono ritornato e vedo che in effetti il risultato mi sembra che sia particolarmente positivo, in quanto i commercianti stessi sono contenti di questa ubicazione e vedo che la gente arriva e quindi non abbiamo perso persone rispetto a quando era ubicato in Borgo San Giovanni.